Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. Terminano nel peggiore dei modi le ricerche di Paolo Molli Canardo, il 42enne scomparso lo scorso 10 gennaio. Purtroppo le speranze di ritrovarlo in vita si sono infrante oggi pomeriggio intorno alle 15, quando gli agenti hanno ritrovato il cadavere dell'uomo che si trovava a pochi metri dalla spiaggia tra Contessa e villaggio Unra. Scontro frontale questa mattina invece sulla Palermo-Agrigento. Ad impattare un'auto e un camion. L'incidente ha causato il ferimento di una persona, per cui è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. È stata fissata per il 21 marzo prossimo a Caltanissetta l'udienza preliminare per il processo a carico di 4 poliziotti accusati di depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio. Gli agenti sono stati accusati di aver dichiarato il falso deponendo come testi nel corso del processo di primo grado. Il dirigente del Fondo Pensione Sicilia Filippo Nasca ha firmato i decreti e completato le tabelle della cosiddetta perequazione automatica che scatterà formalmente con l'assegno di aprile per circa 20.000 ex dipendenti regionali. Si parla di un aumento di circa 140 euro. E in chiusura il meteo, ancora cieli grigi e nuvole sopra la Sicilia, sussisteranno almeno fino a domani. Secondo gli esperti da mercoledì un caldo anomalo porterà le temperature sopra i 20 gradi. Ed è tutto per questa edizione. Dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.